Credetemi, io sono senza parole. Sono senza parole per la bravura che in questo momento l'Inter sta avendo per chiudere questo colpo. Signori, l'Inter è sempre più vicina all'acquisto di Marco Palestra dall'Atalanta e nella mattinata di oggi è andato in scena un incontro tra le rispettive dirigenze e filtra molto ottimismo. Signori, l'Inter dovrebbe arrivare a quei 50 milioni di euro, il che significa che Palestra sarà un nuovo giocatore dell'Inter nei prossimi giorni. E credetemi, io apprezzo la società dell'Inter anche per questo, perché capisce che l'anno scorso fa una stronzata a non prendere Ademola Lookman perché non va su quei 50 milioni che voleva l'Atalanta. L'Inter arrivò a 40-45 milioni, i 45 milioni erano i bonus praticamente, e quest'anno cosa fa l'Inter? Si avvicina ai 50 milioni che vuole l'Atalanta per Palestra e va a chiudere praticamente il colpo Palestra, che credetemi è un grande colpo. Permettetemelo di dire, se da un lato abbiamo Manna che non riesce a chiudere una spaccimma di trattativa sui 30 milioni per portare Ghila in azzurro, l'Inter fa il rilancio decisivo che ce lo dice, ce lo racconta anche Sky Sport, la volontà ferrea del giocatore di non prendere in considerazione altre proposte è qui, è qui. Quando io vi dico il blasone conta, la Champions League conta, perché non so, se l'Inter non avesse fatto la Champions League quest'anno e non si fosse qualificata per la Champions League, Palestra forse ci ripensava ad andare all'Inter. Cosa sta succedendo con la Juventus e con il Milan quest'anno? Ha rifiutato anche proposte dalla Premier League, il ragazzo. Chelsea e City sono le squadre più interessate al ragazzo. Ha fatto la differenza dopo aver raggiunto un'intesa di massima con Palestra. L'Inter si è dunque ripresentata con una proposta migliorata rispetto a quella precedente, cercando di avvicinarsi il più possibile ai 50 milioni di euro richiesti dall'Atalanta, e le parti sono ora molto più vicine a un'intesa definitiva. Questo è un regalo per Chivu, signori, senza ombra di dubbio. Chivu che ho sentito quest'oggi a Sport Mediaset, stavo dicendo Sky Sport, ma anzi Sky Sport è stato anche a Massa Marittima ieri sera con Sky Calciomercato, Sky Sport Calciomercato l'originale. Ieri erano in piazza a Massa Marittima. Non ho avuto tempo di fare una cavatina in piazza per vedere, c'era anche Gianluca Di Marzio tra l'altro ieri sera a Massa Marittima, ma lo stanno girando qui a Follonica, praticamente a 5 minuti da Massa Marittima, da Valpiana, scusatemi, Calciomercato l'originale, quindi volendo qualche sera ci posso anche andare a vedere. Come detto, Chivu che ha rinnovato questa mattina, anzi ieri nel primo pomeriggio, ieri sera verso le 7 è arrivata l'ufficialità. Ci dice anche tutto mercato web, calciomercato.com, scusatemi, ci dice il regalo per Chivu, un'accelerazione che arriva nel giorno in cui l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu si appresta a siglare un nuovo contratto fino al 30 giugno 2028. È una decina di giorni dalla notizia che Real Madrid avrebbe pagato la clausola rescissoria di 20 milioni per Denzel Dumfries. L'area tecnica dell'Inter non aveva mai preso in considerazione concretamente delle ipotesi di alternativa. Nei giorni scorsi erano spuntate le candidature di Andrea Cambiaso della Juventus e di Andoy del Nottingham Forest, e ha sempre avuto come priorità di questa prima parte del mercato estivo l'acquisto del classe 2005, che nelle ultime stagioni di Serie A ha disputato 37 partite e messo a referto un gol e 4 assist. Quando si chiude, dice calciomercato.com, all'incontro di oggi ne seguiranno ovviamente altri a stretto giro di posta e, secondo quanto riporta Sky Sport, a 50 milioni di euro bonus compresi, l'operazione è destinata ad andare in porto. L'inizio della settimana Ventura è da tenere in particolare considerazione, perché può essere momento della tanto attesa fumata bianca. Dopo giorni nei quali le discussioni erano rimaste in stand-by, l'Inter e Atalanta non sono mai state così vicine all'accordo finale. Palestra, che se non sbaglio, seguendo anche i dati messi oggi a disposizione da Sport Mediaset, anzi voglio dire, se proprio me lo riesco a riprendere l'articolo di Sport Mediaset, ragazzi,
di Sport Mediaset, dovrebbe essere il secondo acquisto più importante in termini di mercato per l'Inter. Nico Pazzi da Madrid, ora lettura totale, Florentino non fa sconti, via per 60 milioni. 60 milioni e basta. Attenzione ragazzi, attenzione a questo Nico Pazzi a 60 milioni. Intanto qui ragazzi, è morto Igor Protti oggi, vai giù. Mamma mia, mi ha ricordato molto la vicenda di mio cognato, vai giù. Mi dispiace veramente tanto, vai giù. Cioè, quando leggo queste notizie veramente non... mamma mia, mi si gela il cuore, vai giù, mi si gela proprio il sangue. Allora, comunque stavo dicendo, Romelu Lukaku, che io vi ho detto, acquistato dal Manchester United nel 2015 per 74 milioni. Nicolò Barella 52 milioni, 38 più bonus nel 2019. Christian Vieri 46,5 milioni nel 99. Nel 2016 João Mario, mamma mia, 45 milioni dal Benfica. Quindi Palestra, eccolo qui, l'Inter sembra vicino, il terzo colpo col maggiore, vedi? Un attimo, con calma. L'Inter sembra vicino all'acquisto di Marco Palestra dell'Atalanta, un affare che se confermasse le cifre trapelate, 45 milioni più 5 di bonus, renderebbe l'esterno italiano il terzo colpo di maggior valore mai acquistato nei nerazzurri. Ecco, il terzo colpo. Scusa, il secondo chi sarebbe? Il secondo in questo momento, João Mario, terzo. Il secondo è Barella, 52 milioni, 38 più 2 di bonus. Beh ragazzi, 45 più 5 di bonus non è male, 50 milioni. Naturalmente sono tanti, ma visto il calciomercato che c'è oggi, ragazzi, cioè, di che vogliamo parlare? Il mercato di oggi è proprio sproporzionato rispetto a quello che erano gli anni passati, e addirittura su Wikipedia già l'hanno messo come giocatori dell'Inter. Poi vabbè, naturalmente ragazzi, su Wikipedia le potete cambiare anche voi, quindi non c'è problemi. Ragazzi, Palestra secondo me è un buon giocatore, è un buonissimo giocatore, anzi a me mi ha impressionato veramente veramente tanto. Può, se non sbaglio è terzino destro Palestra, se non sbaglio, e poi ci sta che io mi sbagli, ma se non sbaglio è terzino destro Palestra. Fammi vedere un attimo, qui da zona, ho aperto da zona, ho fatto una stronzata. Terzino destro, tu tieni presente che Dumfries l'hanno venduto al Real Madrid, quindi tu vai a prendere un degno sostituto di Denzel Dumfries, Palestra, e poi molto giovane Palestra, cioè Marco Palestra, Cagliari Calcio, eccolo qui. Valore di mercato 33 milioni di euro. 33 milioni, cioè quindi 33 milioni, sì, 21 anni, classe 2005. Ci può stare, ci può stare veramente veramente tanto, Palestra a quel prezzo. Palestra. Dove sei Palestra? Dove sei Palestra? L'ho perso, ho perso Palestra, scusatemi, Palestra dove può giocare? Può giocare anche esterno alto. Volendo lo puoi mettere anche esterno alto. C'ha tanti ruoli Palestra, diciamo così. Cioè può giocare esterno alto, basso, può giocare veramente tanti ruoli, Quindi attenzione, anche questa è una cosa molto importante, molto molto importante, perché l'Inter in quel caso può abbassare Di Marco, lo può mettere al posto di Di Marco, vedi, può far rifiatare Di Marco. No, è un buonissimo colpo, io vi ripeto, l'Inter non è stata cogliona come l'anno scorso a non prendere Lookman, e guardate che se tu prendevi Lookman secondo me potevi fare anche una grandissima UEFA Champions League, cioè, perché tu in panchina non c'avevi Esposito, con tutto il rispetto di Esposito, ma c'avevi Lookman, qualcosina in più potevi fare secondo me. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io faccio i complimenti all'Inter perché nel giro di nemmeno un mese, quando ci ha messo 2 settimane a chiudere il colpo, noi stiamo da 1 mese e mezzo dietro a Ghila. Detto questo, iscrivetevi al canale, sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Napolis 1926. Ciao,